Il taggio è fantastico finché, per fortuna, ci è rivelato Medical Group. Coach Bortolami, per prima cosa, come stanno andando questi giorni di raduno, in particolare su che cosa state impostando il vostro lavoro? Stanno andando molto bene, abbiamo iniziato il lavoro fisico ovviamente, in palestra soprattutto, ma anche in campo. Sono 2 settimane un po' di riavvio e di gettare le basi da un punto di vista dei carichi di lavoro, in modo tale poi per affrontare il proseguo della pre-stagione nel migliore dei modi. Avrete una pre-season particolarmente lunga per cui potrete lavorare in maniera più particolare, diciamo. Sì, è una grande opportunità che abbiamo per fare degli step evolutivi significativi, di fatto una prestagione che dura il doppio rispetto a una normale, per cui quello che ho detto anche ai giocatori, il nostro obiettivo deve essere quello di essere 2 anni più forti al termine di questa prestagione e abbiamo iniziato con il piede giusto. Con quali criteri è stato allestito il roster della stagione 2023-2024? Abbiamo mantenuto gran parte dei giocatori, soprattutto i più giovani, quelli che stanno avendo un impatto sulle nostre performance, e poi abbiamo cercato di aumentare la qualità della rosa, attirando soprattutto degli stranieri di qualità che possono consentirci di performare anche quando magari i nazionali sono impegnati con la maglietta azzurra, e credo che questo mix di stranieri e nuovi giovani italiani che si stanno affacciando al nostro livello sia sicuramente il mix giusto e ci mette in una condizione più forte rispetto a quello dello scorso anno. Lei coach aveva detto dobbiamo migliorare, ecco, in che cosa soprattutto e come si può fare per appunto migliorare? Tutti gli aspetti del gioco ovviamente sono il nostro obiettivo, la consistenza delle fasi statiche è buona ma può ancora migliorare, credo che la nostra difesa debba essere più consistente, più fisica, per cui metteremo un'enfasi ancora superiore sulla velocità di salita del pallone, e per quanto riguarda l'attacco la consistenza della nostra capacità di mantenere palla attraverso le fasi è un qualcosa che ha funzionato meno lo scorso anno e dovrà e potrà sicuramente migliorare l'anno prossimo, e ovviamente dobbiamo mantenere tutti i punti di forza dello scorso anno, cioè la capacità di attaccare nelle prime 3 fasi, la capacità comunque di difendere sulle specifiche opzioni degli avversari, perché il nostro lavoro anche prima delle partite è stato di ottima qualità, per cui ecco, cercheremo di migliorare tutti gli aspetti e mantenere quelli che hanno funzionato molto bene. In particolare coach, che cosa dovrete dare in più per qualificarvi alle varie competizioni, penso allo United Rugby Championship? Ma per me la parola chiave è consistenza nell'arco della stagione, nell'arco delle singole partite, perché questo ci mette in condizione di offrirci più opportunità e ci fa stare più vicini agli avversari e ci farà chiudere più partite nel punteggio al di sopra dei nostri avversari, per cui il nostro obiettivo fin dal primo giorno è quello di ricreare le condizioni affinché i nostri giocatori facciano bene e meglio le cose il più spesso possibile. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.